Amici bellini, parliamo perché sono uscite delle dichiarazioni di Mario Giuffredi per quanto riguarda la questione Mario Rui. Lancia una bomba vera e propria perché lo scontento tra gli scontenti, zizzania. Andiamo a parlarne con approfondiamo. Allora, io ero convinto, insomma, di oggi stare sereno e tranquillo, il video è uscito di mattina, l'approfondimento Gabri Veiga Cop Miners, e invece siamo costretti a stare sul pezzo. Dove sta? Fala Paul 95, benvenuto, iscrivetevi al canale perché come vedete appena esce qualcosa subito gli amici mi fanno sapere, lasciate i like perché siamo a disposizione della comunicazione e della cronaca. Che peccato non poter lasciare il video oggi, doveva essere solamente un video di analisi tattica, invece dobbiamo parlare delle parole di Giuffredi per quanto riguarda il rinnovo di Mario Rui. Con un ambrabam tattico ci spostiamo e ne parliamo insieme. Dichiarazioni rilasciate a tvplay.it. Ora, già qua dobbiamo, secondo me, cominciare. È come se tenete presente una cosa prima di fare le nostre considerazioni, che a me non stanno simpatici nessuno, diciamo la verità. Non c'è nelle mie parole, nelle mie analisi, nessun tipo di amicizia con nessuno. E quindi già mettiamo quelle cose in chiaro. E il procuratore di Mario Rui molto spesso viene contattato, è molto disponibile a rilasciare interviste e a parlare dei suoi assistiti, ce lo ricordiamo negli anni. Le ultime cose le abbiamo sentite, Politano che diceva che voleva giocare di più e lui ritratta e fa rientrare la cosa. Non è una novità perché lo ha fatto anche in passato. Mi dà la sensazione che gli assistiti di Mario Giuffredi, un po' tutti i giocatori, non hanno molto mercato in generale. Non avere mercato non significa necessariamente non essere bravi giocatori, significa anche non avere una rete di collaborazioni, di amicizie e di conoscenze che ti permettono poi di muovere i tuoi giocatori. Contemporaneamente io vi dico che per i procuratori è un bene quando i giocatori cambiano squadra, perché possono puntare su dei bonus alla firma, insomma ogni volta che un giocatore viene ceduto e viene comprato da un'altra società i procuratori ci fanno dei soldi sopra, quindi è nel loro interesse economico. Non sempre questo interesse fa il bene del calciatore e lo sappiamo. Quindi quando un Mario Giuffredi accetta il rinnovo e propone o accetta il rinnovo di Di Lorenzo a vita, in teoria lui ci perde dei soldi. Quindi diciamo le cose come stanno. Per quanto riguarda Mario Rui, lui comincia non è che è stato chiamato o chiama lui TV Play e rilascia l'intervista, dice devo rispondere a De Laurentiis, è successa una cosa che non mi è piaciuta e quindi adesso io mi faccio sentire, tanto tutti la riporteranno. Questa poi è il male del potere comunicativo di alcuni personaggi. Mario Rui vuole rimanere al Napoli, dice ci tengo a precisare alcune cose, in qualità di agente di Mario Rui non ho mai pensato di fare mercato per il mio assistito, vedete come sottolinea la cosa. Mario Rui vuole continuare a Napoli, è sempre stato il suo desiderio, abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui 2 anni di ingaggio già in essere, quindi ci sta dicendo noi vogliamo addirittura prolungare abbassandoci l'ingaggio, quando ricordiamo lui disse all'epoca faccio vincere il campionato, Mario Rui vince lo scudetto e poi lo porto in Arabia, non è successo, quindi era un precursore dei tempi, visionario, Giuffredi visionario, quindi qualcosa di profondamente insolito, visto che la vittoria di uno scudetto quasi sempre coincide con l'aumento dell'ingaggio, non a Napoli, caro Mario Giuffredi, lo stiamo vedendo. La nostra è una proposta per far comprendere l'amore che ha per il Napoli. Si richiamano le parole di De Laurentiis e dice sempre Napoli è un privilegio, bisogna avere la napoletanità, eccetera. Se dovesse arrivare un'offerta siamo pronti a valutarla. Cosa è successo tra noi e la società? Avevo comunicato al presidente intenzioni ed esigenze di Mario Rui, aspetti che De Laurentiis diverse volte si è reso disponibile ad accontentare. Nei fatti non è andata assolutamente così. Dopo vari confronti con il presidente sia di persona che telefonici, con uno scambio anche vivace di punti di
vista credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito, un qualcosa che io ritengo assurdo per quanto dimostrato da Mario Rui, riconosciuto dalle statistiche come uno dei migliori terzini della Serie A. E sono d'accordo al 100%, perché Mario Rui si può dire quello che si vuole, ma ha overperformato e sono anni che sta overperformando. Andiamo avanti. Ho comunicato io al presidente e Mario Rui al mister che se dovesse arrivare un'eventuale proposta chiederemo la cessione. Se non dovesse arrivare un progetto convincente, allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti. Questa è la bomba che lancia Giuffredi, perché praticamente ci sta dicendo che non solo il suo assistito ma altri giocatori sono scontenti. Facciamo una riflessione prima di andare alla seconda parte. Chi altro può essere scontento? Pensiamo a Politano, pensiamo a un Demme che potrebbe essere scontento perché lo vede non lo vede, Garcia, entra Ostigard al posto di Lobot, che insomma vediamo un pochino. Potrebbe essere scontento Zanoli, perché Zanoli con il rinnovo di Lorenzo sa di giocare pochissimo e se non viene ceduto non gioca. Potrebbe essere scontento Gaetano, un altro suo assistito, di Politano ne abbiamo già parlato. Insomma, sono tutte possibili situazioni che però sono in divenire, perché con il nuovo allenatore devi capire ancora quali sono le gerarchie e devi capire quanto spazio avrai. Pensiamo a Gaetano, magari Gaetano, lui adesso è infortunato, lo stiamo rivedendo sul campo, magari lui ci punterà moltissimo, magari se ne va Zielinski, può essere che lui è scontento, può essere che dice che Osimhen è scontento, insomma ci sta comunicando una serie di cose che noi dobbiamo prendere con le pinzette. Ho grande rispetto del Napoli e di De Laurentiis, ma ho grande rispetto del presidente del club, hanno dato ai miei calciatori la chance di giocare ai massimi livelli, gli saremo riconoscenti a vita, devo però tutelare i miei calciatori e il loro valore. Nel caso di Mario Rui credo che non abbia rispettato il valore quanto fatto sul campo. Quando ho deciso di fare questo mestiere ho scelto di farlo mettendo al centro i miei calciatori con la coscienza pulita nei loro confronti. Se ritengo che non stiano ricevendo la giusta riconoscenza, a me non resta che tutelare i loro interessi e finché sarò agente metterò sempre al primo posto i loro interessi. Bellissime parole, in teoria tutto giusto e anche nella pratica se vogliamo, perché poi se prendiamo il caso di Di Lorenzo, ve l'ho detto, il rinnovo è contro i suoi interessi ma è a favore del ragazzo. Ci sono richieste per Mario Rui, il giocatore interessa ad altre squadre ma altre offerte non sono mai state prese in considerazione. Io posso litigare con qualsiasi presidente o direttore, ma se c'è stima ed intelligenza si mette tutto nel dimenticatoio e si guarda avanti. Voglio solo aggiungere che nessuno dica che i procuratori sono il male del calcio, non lo vogliono sentire questa cosa, lo dicono tutti, ma nel mio caso ho deciso di far rinnovare Di Lorenzo e Mario Rui senza percepire nessun compenso, lavorare senza un interesse personale. Ho voluto dimostrare con gesti concreti come si possa venire incontro a una società come il Napoli, che si è a sua volta mostrata sempre disponibile con i miei assistiti. Resta la mia necessità di tutelare il valore dei miei calciatori, come la mia storia dimostra, senza rancore verso nessuno. Queste sono le dichiarazioni. Poi aggiungiamo anche un ulteriore dettaglio che ci arriva da Napoli Network. Il rinnovo di Mario Rui sembrava essere cosa fatta, le parti si erano accordate per spalmare l'ingaggio dell'attuale contratto su 3 anni rispetto ai 2 ancora in essere, una stretta di mano platonica che però non è bastata. Le richieste della rabbia che il terzino portoghese ha ricevuto nei giorni scorsi hanno cambiato le carte in tavola. La gente è dunque tornato alla carica e parrebbe un nuovo incontro con De Laurentiis, proponendo aggiunta di bonus su presenze e assist. Il presidente si è freddato e ha risposto con un secco no. Vi renderete conto che adesso la storia, come la racconti, cambia. Mi sembra logico. Poi, unendo i puntini, io mi rendo conto che probabilmente De Laurentiis sta dando seguito a un'idea di svecchiamento non solo per quanto riguarda l'età media della squadra e dei calciatori, ma in generale di tutta quella vecchia guardia. Sono rimasti di quella vecchia guardia praticamente Zielinski e Mario Rui, che sono gli unici che sono reduci da quella famosa anche storia dell'ammutinamento eccetera eccetera, e poi abbiamo un Lozano che è più veterano degli altri. Quindi l'idea è secondo me un po' questa: non c'è interesse da parte del Napoli nel prolungare certi rapporti con alcuni giocatori. Se arrivano le offerte il Napoli le valuta, non le sta neanche svendendo, perché se effettivamente ti è arrivata un'offerta dalla rabbia di 20 milioni per Zielinski tu la
devi accettare, a livello economico la devi accettare, 20, 25, poi sta al ragazzo. Quindi io capisco se De Laurentiis non ha intenzione di prolungare questo rapporto professionale, lo capirei come scelta aziendale, lo capisco meglio se alle spalle lo capisco meno se alle spalle c'è ancora un livore, un rancore. Dovresti dare anche priorità a quelli che sono i risultati sportivi. Se è un giocatore che ti serve in rosa, devi anche mettere da parte quelle che sono state le cose del passato, anche perché, ragazzi, adesso noi mettiamo in discussione chiunque, ma questi sono tutti giocatori che hanno vinto uno scudetto l'anno scorso, cerchiamo di capirci, quindi non possono essere gli ultimi del carro, sono dei giocatori che sono stati importanti. Vi devo ricordare il cross di Mario Rui per Simeone, quel gol fa storia e sposta gli equilibri del campionato. Se Politano non è buono, se Mario Rui non è buono, se Osimhen fa fere pere, se Meret è scarz, come lo abbiamo vinto sto scudetto? Sicuramente tutta una serie di cose si sono messe insieme, sicuramente il lavoro dell'allenatore con un anno in più di esperienza, però tutti questi giocatori hanno fatto qualcosa di straordinario. Capisco che la riconoscenza a prescindere nel calcio non esiste e a volte non paga, però quindi dobbiamo mettere insieme i puntini e capire cosa vogliamo fare. Ti conviene andare a tuzzo contro uno che comunque si divide la titolarità con Olivera? Perché se vai a tuzzo anche in questo caso devi comprare anche un terzino. Non possiamo pensare di affrontare questa stagione senza nemmeno considerare le parole di Giuffredi che sono destabilizzanti, e lì mi sa di ricatto. Mi sa, tu non fai quello che io ti dico, non aggiungi i bonus per esempio al mio assistito, ti faccio vedere io, adesso lancio la bomba e destabilizzo l'ambiente e dico che sono tutti scontenti. È male. E ci si rifletteva, ne parlavamo con gli amici abbonati, giustamente, sei anche il procuratore del capitano della squadra, stai facendo in questo caso del male anche al tuo capitano, al tuo giocatore di punta, perché stai destabilizzando l'ambiente dove il tuo capitano è capitano. Quindi in questo caso è proprio questo è il male dei procuratori, che non dovrebbero parlare così tanto e non dovrebbero entrare in certe dinamiche. Se il Napoli ha deciso di mantenere Mario Rui così com'è per altri 2 anni e poi lasciarlo in scadenza, bene così, questo è il contratto, non ci dovrebbe essere problema e non si dovrebbe perdere tempo, secondo me, appresso a questi procuratori e appresso a questi rinnovi che in questo momento non sono la priorità. L'abbiamo saputo qual è la priorità, l'abbiamo scoperta, l'abbiamo analizzata. Serve un vice Anghissà, serve come il pane. Bisogna risolvere la questione dei centrocampisti, bisogna capire quelli che effettivamente hanno delle offerte dall'Arabia, se se ne vanno. Mario Rui in questo momento non è un giocatore, sebbene abbia performato, sebbene abbia fatto un grandissimo campionato, per statura, per fisicità, per l'età avanzata, non è un giocatore che ha mercato e che ha continue offerte. Probabilmente un Sarri se lo prenderebbe volentieri alla Lazio perché non hanno grandi terzini, ma poi lo abbiamo visto, Politano non lo voleva nessuno ed è rimasto, quindi potrebbe rimanere anche Mario Rui sotto questo punto di vista. Lui ci dice scontento, noi destabilizziamo l'ambiente e nel frattempo si continua a giocare e si potrebbero anche evitare queste cose, onestamente. Quindi è un peccato. Io non amo queste dichiarazioni pubbliche e su queste mi piacerebbe che il Napoli rispondesse. Ecco, non rispondere a Lenz che ti fa lo sfottò per Danzo, lasci perdere ed è bene, ci pensa il TikTok admin, va bene, va più che bene per i ragazzini, ma sotto questo punto di vista, quando i procuratori si allargano ed entrano nelle tue cose e cercano di dipingere un quadro nero della situazione dello spogliatoio, là dovresti intervenire, dovresti smentire, dovresti dire non permettiamo a nessuno di parlare così della nostra squadra, perché si lede l'immagine della società, del gruppo, del presidente. Quindi non bene con i procuratori, e nel particolare mi dispiace dirlo, ma questo procuratore non ci è mai piaciuto come entra a gamba tesa in certi argomenti. Ha molte amicizie nell'ambiente napoletano, lo chiamano in continuazione, quindi quelli che lo chiamano hanno il loro ritorno perché parla il procuratore di, la gente di, e quindi i click vengono fatti e le notizie girano, e quindi poi dopo anche i giudizi sui giocatori del VAR, della gente così, sono inquinati dai rapporti, perché se tu parli male del mio giocatore io l'intervista non te la rilascio.
E vedi come quando poi si unisce i puntini cosa succede? Succede che cominci a ragionare con la tua testa e tutto quello che esce ha un valore diverso se lo analizzi in un certo modo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, perdonerete il secondo video, lasciate un like se vi pare, speriamo che non ci sia niente di che, speriamo che faranno un'intervista direttamente al ragazzo, il ragazzo toglierà tutto da mezzo e dirà a lui di suo pugno, dice io sto bene qui, non fa niente, non mi interessano i bonus e le cose, non sono assolutamente scontento perché lo sappiamo come va a finire. Poi Mario Rui sbaglia un cross e tutti i tifosi dallo stadio, sei scontento, ma perché non te ne vai? Non fa bene.